Mentre i 25 principali giganti mondiali del web godono di un'aliquota fiscale media del 14,8%, nel 2023 le imprese del Friuli Venezia Giulia hanno dovuto fare i conti con una tassazione reale del 32,9%. A fronte di un utile di 5,2 miliardi di euro, il tessuto produttivo regionale ha versato ben 1,7 miliardi di euro di imposte all'erario, un carico fiscale sproporzionato che evidenzia una profonda ingiustizia tra multinazionali e imprese locali. Sulle imprese del Friuli Venezia Giulia grava un'aliquota fiscale più che doppia rispetto ai colossi del web. Ma come fanno questi ultimi a pagare poche tasse? Il trucco è semplice. Gonfiano artificialmente i costi delle loro filiali ubicate nei paesi dove le imposte sono più alte, come l'Italia o la Francia. Così gli utili dichiarati risultano più bassi. Nel frattempo, i profitti veri vengono trasferiti verso le controllate che si trovano negli stati che assicurano una fiscalità di vantaggio. Il Friuli Venezia Giulia si posiziona ai vertici della classifica italiana per il divario fiscale più penalizzante rispetto alle big tech. Insieme alla Liguria, e preceduta solo dal Lazio, la regione FVG registra uno scarto negativo di ben 18,1 punti percentuali rispetto alla media dei colossi del web. Questo dato conferma come il peso dell'elusione fiscale internazionale e dello spostamento dei profitti verso i paradisi fiscali venga di fatto scaricato sulle piccole e medie imprese del territorio friulano e giuliano. Il risultato è che quasi tutte queste grandi corporation finiscono per dichiarare la maggior parte dei loro guadagni proprio dove pagano pochissimo. Un meccanismo eticamente inaccettabile che svuota le casse di molti paesi e finisce per far pagare il conto a tutti gli altri.